della Lega Calcio 8, buona serata e benvenuti alla Stella Azzurra dove sta per andare in scena per la quinta giornata della Serie A Venere in Bikini contro BMD Gianicolo. In attacco adesso il BMD che conduce la palla sulla sinistra, mette il cross al centro, sulla respinta, il più lesto è Franceschi che con il destro fa 1-0 a porta sguarnita, BMD Gianicolo in vantaggio. Venere in Bikini che adesso ha un calcio di punizione con Eusepi, il tiro e la parata del portiere. BMD adesso in attacco, palla sulla sinistra, l'appoggio all'indietro per Pantaleoni, il controllo col sinistro, ancora col sinistro, para il portiere. Tiro improvviso e gol, raddoppio del BMD Gianicolo, 2-0 per la squadra di casa, il gol di Franceschi dalla distanza. Adesso Venere in Bikini che conduce la sfera in zona centrale, tiro da lontanissimo e stupendo gol di Eusepi, accorcia le distanze il Venere in Bikini con Eusepi, con il mancino batte il portiere. Attenzione al pari, 2-2, la rimette in parità il Venere in Bikini, gli uomini in maglia bianco-verde recuperano 2 gol di svantaggio. Attenzione, la palla in aria, calcio di rigore. L'arbitro perde il fischietto e poi indica sì il dischetto. Borsci col destro, spiazza il portiere ed è 4-2 Venere in Bikini che dal 2-0 passa addirittura sul doppio vantaggio, 4-2. BMD che prova a riaprire la partita, tiro dalla distanza e la parata su Mirante. Princigalli conduce la sfera, doppio passo, poi col sinistro, gol, non perfetto il portiere, 5-2 Venere in Bikini, Princigalli riesce a beffare il numero 1 avversario. BMD adesso in attacco.